Si è tenuta oggi all'ex collegio dei Filippini la giornata mondiale dell'ambiente. Tema di quest'anno Pensa, Mangia e Salva. L'intento quello di accendere riflettori sulla necessità di ridurre gli sprechi di cibo e l'attenzione alla solidarietà. L'iniziativa è stata voluta e organizzata dall'assessore regionale al territorio e ambiente Mariella Lobello, in collaborazione con il Comune di Agrigento e la sezione operativa SOAT di Agrigento. L'attenzione al cibo è una lotta allo spreco, una giornata che l'ambiente dedica al cibo, perché così come la fame nel mondo negli anni passati ed ancora oggi è uno dei temi straordinariamente presenti, ancora di più lo diventa in realtà come quello occidentale, dove lo spreco è diventato una sorta di consuetudine a quello che poi viene da tutti definito una condizione che non misura il bisogno e l'attenzione. A questo bisogno d'attenzione bisogna capire come si interviene. Oggi noi interveniamo in maniera molto simbolica, che è quello di fare in modo che il cibo, le famiglie povere in Italia stanno raggiungendo livelli altissimi, le nostre mense delle solidarietà, ma non solo questo, anche il banco alimentare, tutte le parrocchie della nostra diocesi, ma credo di dire della Sicilia, sono quasi presidiate da chi oggi ha bisogno. C'è un abbassamento, il livello di povertà incredibile, la crisi delle famiglie sta rendendo anche la questione del cibo una questione di sopravvivenza, e c'è la necessità di capire come ci siano anche risposte politiche ad un disagio che, oltre che essere ambientali per le ragioni che dicevo prima, ma legata agli sprechi, finisce oggi con l'essere sociale. Ambiente pulito significa anche garantire alle persone un buon livello di vita. Il buon livello di vita passa attraverso anche questo. Avete scelto di tagliare gli sprechi a partire da oggi. Il banchetto e il rinfresco che sarebbe dovuto essere presente qui al Collegio dei Filippini invece andrà alla Mensa della Solidarietà e alla Caritas. Assolutamente sì. Questo è anche, certo, è un atto simbolico. Lotta agli sprechi pensando a chi può essere aiutato attraverso la Mensa della Solidarietà, come dicevo prima, anche le parrocchie e la stessa Caritas. È Giornata Mondiale dell'Ambiente che viene celebrata a Agrigento ed è un momento importante per riflettere, per curare, per custodire l'ambiente nostro. Io sono contento del fatto che sia cresciuta nel tempo una nuova cultura di rispetto, di tutela, soprattutto di conservazione dell'ambiente, che fino a qualche tempo fa invece pareva fosse delegata solo alle istituzioni. Noi come amministrazione, come diciamo, ente che si occupa principalmente dei prodotti, di tutto ciò che oggi è nelle mense, nelle tavole dei consumatori, vogliamo essere presenti a questa manifestazione perché per i diversi risvolti che ha, sia per quanto riguarda l'aspetto ambientale sia per quanto riguarda anche l'aspetto umanitario e sociale. Come assessorato risorse agricole e alimentari questi sono degli obiettivi che noi perseguiamo, posso dire quasi giornalmente e quotidianamente, perché il rispetto dell'ambiente e quindi anche in agricoltura l'utilizzo di tecniche di coltivazione che siano più vicine al rispetto ambientale e anche conseguentemente con l'ottenimento di prodotti che hanno dal punto di vista sanitario una certa sicurezza alimentare, questo è uno dei compiti dell'assessorato risorse agricole e alimentari. Oggi Giornata Mondiale dell'Ambiente, non poteva mancare Legambiente. Sì, è un'occasione importante per noi quella di oggi, non fosse altro perché si parla di un argomento che ci sta molto a cuore e proprio nel mese di maggio, il numero del mese di maggio della nuova ecologia, che è il nostro mensile che arriva a tutti i soci, c'è appunto un articolo in cui si parla dello spreco che si fa ogni anno di energia ma anche di alimenti. L'Italia sperpera ogni anno 3.600.000 tonnellate di cibo, e questo vuol dire che in famiglia fra alimenti ed energia buttiamo quasi 2.000 euro all'anno. Questo ovviamente ci deve fare molto riflettere, da un lato appunto perché non c'è convenienza in questo per ogni famiglia e dall'altro lato perché c'è tantissima gente che soffre la fame e a cui
tutto questo cibo farebbe sicuramente molto comodo, quindi dovremmo eticamente proporci di fare meno sprechi e di aiutare chi non può permettersi neanche un pasto al giorno. Il tema di quest'anno è l'attenzione al cibo, il cibo che non va sprecato. Sì, è una riflessione molto importante questa, perché è paradossale che in un momento di grave crisi in cui di fatto c'è gente che non riesce a mettere sulla tavola un pasto, dei pasti completi per colazione, pranzo e cena tutti i giorni, ci sia invece tanta gente come noi che con una scarsa cura nei confronti dei consumi alimentari si trova a buttare il cibo che resta. Gli studi statistici ci parlano proprio di questo, del fatto che l'Italia è uno degli stati con un maggior spreco di generi alimentari e questo chiaramente ci deve fare riflettere. È importante e significativo che l'assessore Lobello abbia deciso oggi di destinare i generi alimentari che avrebbero dovuto essere utilizzati per il rinfresco di questa iniziativa alla Caritas e alla Mensa della Solidarietà. Certamente ognuna delle due realtà li utilizzerà per l'esercizio delle sue attività ordinarie. Ma io penso che tutte le giornate dovrebbero essere l'insegna della solidarietà. Perché se è vero che l'uomo si qualifica per quello che riesce ad essere di se stesso nella donazione agli altri, penso che ogni giorno dovrebbe essere, un'avventura nuova all'insegna della solidarietà e dell'amore. Poi questa giornata credo che sia stata preparata con tanto impegno dagli organizzatori, credo che ci abbiano messo, come dicevo poco fa, tanta passione, tanto desiderio, veramente di rendersi utili per rendere bello questo ambiente, questo territorio e poter permettere una fruizione di questo territorio la migliore possibile. Per cui io veramente devo ringraziare un po' chi ci ha invitati, perché al di là di quello che può essere il dono materiale c'è un pensiero che è stato rivolto a noi e che chiaramente ci mette le ali ai piedi. Alla giornata mondiale per l'ambiente è presente l'ARPA con un camper mobile in piazza Pirandello. Di cosa vi occuperete? Allora, questo mezzo mobile è un mezzo che serve per la valutazione della qualità dell'aria ed è un vero e proprio laboratorio attrezzato in ogni sua parte, permette di poter fare prelevamenti, misurare inquinanti, quali polveri, emissioni gassose in genere, e viene utilizzato spesso per delle campagne di monitoraggio in zone ben determinate. Viene lasciato per un periodo grosso modo da 15 a 30 giorni e permette di poter valutare la qualità dell'aria nella zona interessata. È un mezzo particolarmente ben fornito, è attrezzato di tutto punto ed è uno dei sistemi, dei metodi che l'ARPA utilizza per poter valutare la qualità dell'aria in una determinata zona. Ecco, essendo mobile può essere trasportato e quindi può interessare diverse zone, a differenza di quelle che sono invece le centraline fisse che vengono posizionate in punti strategici che sono stati opportunamente scelti prima e che servono invece da monitoraggio in continuo e perenne per valutare quali siano gli impatti ambientali sia da attività antropiche, quali per esempio il traffico veicolare e quant'altro, o da attività industriali nel caso in cui ci fossero delle zone e delle attività industriali di particolare rilevanza. Quali sono le condizioni in provincia di Agrigento? In provincia di Agrigento noi abbiamo avuto soprattutto dei problemi di sforamenti da polveri sottili, non molte per la verità, molto dipende anche dalle condizioni climatiche, nel senso che a secondo di come ispirano i venti, lo scirocco o quant'altro, e molti sono legati soprattutto alle condizioni del traffico veicolare. Devo dire purtroppo, perché questo significa che le attività industriali sono quasi del tutto esaurite. C'era un vecchio problema con l'Italcementi a Porto Empedocle, ora l'Italcementi non svolge più attività, quindi diciamo che quel problema si è risolto. Non penso che sia una cosa positiva dal punto di vista occupazionale, però lì c'è un problema ancora da traffico veicolare che stiamo cercando di risolvere, anche perché è difficile da risolvere in quella zona, trattandosi dell'unica strada di accesso della zona. Oltre ad occuparvi di aria vi occupate anche di acqua ma anche di rifiuti? L'agenzia, l'ARPA, si occupa di tutte le tematiche ambientali, quindi nelle diverse matrici, acqua, aria, suolo,
quindi l'aria l'abbiamo già visto. Per quanto riguarda l'acqua, soprattutto per quello che riguarda il monitoraggio dei corpi idrici superficiali, gli scarichi di ogni genere, di ogni natura, e per quanto riguarda i rifiuti ovviamente il controllo delle scariche, la bonifica dei siti inquinati, e ci occupiamo anche di agenti fisici, cioè campi elettromagnetici, rumore, radioattività e quant'altro. L'aspetto acqua in provincia di Agrigento com'è? L'aspetto acqua è inteso come scarichi. Noi in provincia di Agrigento abbiamo diversi problemi sugli impianti di depurazione che sono vetusti, devono essere aggiornati e quindi rimodulati in senso più moderno. Quali le condizioni invece delle discariche della provincia? Ma in provincia noi abbiamo una ottima discarica, lo posso dire con tranquillità, che però è privata, quella di Siculiana, che è considerata una discarica modello. Ci sono poi ovviamente altre discariche che soffrono di qualche problema di gestione, ma tutto sommato non abbiamo problemi nelle discariche se non in quelle abusive, che purtroppo vengono realizzate continuamente. L'ARPA è impegnata nella tutela dell'ambiente in toto? Sì, noi ci occupiamo acqua, suolo e aria, possibilmente quindi complessivamente di tutte le matrici ambientali, e con problematiche enormi, essendo la Sicilia un'isola, la più grande del Mediterraneo, con 2 vulcani, e con delle problematiche sia per quanto riguarda i siti industriali. Non dimentichiamo che abbiamo la più grande raffineria petrolifera d'Europa, quindi con le problematiche che questo comporta abbiamo tutta una serie di problematiche di inquinamento elettromagnetico, così come abbiamo le problematiche per quanto riguarda per esempio le coste. Noi abbiamo in corso per esempio il progetto Caulerpa, che è un progetto molto interessante finanziato dall'Unione Europea, che affronterà il problema della qualità dell'acqua marina e del fenomeno, di questo nuovo fenomeno preoccupante di questa alga. L'ARPA si sta ingrandendo, giusto? L'ARPA ha previsto un piano di espansione elevato che porterà a regime dagli attuali 300 dipendenti a 900. In atto abbiamo però uno stop dovuto dalla ristrettezza economica dati dalle falcidie del bilancio, il quale quest'anno ha diminuito ulteriormente rispetto agli anni passati il finanziamento per l'agenzia. Speriamo e mi auguro che in sede di variazione di bilancio le cose cambino. Uscire dalla violenza si può. Sostieni il centro antiviolenza Telefono Aiuto. Il servizio contro la violenza fisica, psicologica, sessuale ed economica. Da oggi puoi farlo senza alcun onere economico, destinando all'associazione il 5 per 1000. Basta scrivere il codice fiscale 9303 58 10 840. Invita a farlo anche ai parenti e agli amici. Non è una quota in più da versare, ma una diversa destinazione delle imposte che si pagano allo Stato. No alla violenza. Sì a Telefono Aiuto.